Eccoci qua, capita in questa trasmissione di trovare e di avere degli ospiti che così a percezione, a pelle, possiamo definire delle belle persone. Quella di oggi mi pare proprio appartenga a questa categoria, lui è Christian Fior, quasi una categoria, devo dire, in estinzione, quella del poeta operaio. Ha scritto 2 libri, il primo edito da Letti, Ai confini dell'anima, il secondo edito da Brooks Print, che invece si chiama Sei sempre stata a 2 passi dal mio cuore. Ma per far capire chi è il nostro ospite, leggo dalla quarta di copertina. Nato a Tarcento nel 1970, dove ho vissuto fino al 98, trasferito a Ragogna con mia moglie e mia figlia. Terzo di 5 figli, nato da genitori con tante ambizioni. Loro mi hanno sempre insegnato a non arrendermi mai, che i sogni tengono viva l'anima. Quando io scrivo mi sento vivo, non ci metto solo il cuore, ma anche un pezzo della mia anima. Questo sono io. Ora, ditemi voi, detto ciò, per capire cosa ci sta dietro quest'anima, ci può raccontare la storia che mi ha raccontato un attimo fa rispetto al lavoro? Perché lei era un padroncino, un imprenditore. Sì, è un imprenditore. Purtroppo con gli eventi che sono maturati in questo stato non mi hanno lasciato lavorare, perché questo del settore, diciamo che non mi ha massacrato crisi economica e studi di settore. Studi di settore mi ha portato a diventare un operaio precario. Cioè io sono anni ormai che lavoro 3 anni in un'azienda, 2 anni in quell'altra, non assumono perché le leggi lo permettono e continuo ad andare avanti giorno per giorno, diciamo, vivo la mia vita giorno per giorno. Nella mail che Christian Fior mi ha cortesemente mandato ha scritto: sono un poeta operaio, lavoro su 3 turni ed è per questo che abbiamo intitolato la puntata così, e mi devo organizzare e programmare di settimana in settimana. E essere oggi in fabbrica arricchisce? Dipende dal punto di vista, cioè, se uno vuole fare arricchisce nel senso... Cioè non parlo del portamonete ovviamente, Ma no, facendo l'operaio... No, diciamo che con i colleghi, io chiamo tutti colleghi, non ho amici veri, avrò 2 o 3 amici veri, gli altri sono tutti colleghi, hai un contatto di vite diverse dalla tua, momenti di tensioni familiari, questo quell'altro, che tu lo vivi in una maniera, lo vivi in un'altra, ti confronti più che altro. È dura perché non vedo gente contenta, quello è vero. Infatti io, grazie che scrivo, mi rilasso, diciamo, è un modo per avere la mente libera, per uscire fuori da questo mondo che se no diventa opprimente per me. E così scrivo. Era più felice prima quando faceva l'imprenditore? Sì, perché lavoravo per me. Al confronto di adesso che devo lavorare per un'azienda, prima lavoravo con l'anima, col cuore, perché quello che facevo lo facevo solo e strettamente per me e la mia famiglia. Avevo un tornaconto anche mentale, perché se lavori bene, lavori felice, lavori per te, il corpo si rigenera, non va in depressione come ci sono tanti purtroppo che vedo che si lasciano un po' andare. Per cui per me sì, prima mentalmente e fisicamente era molto meglio. I temi delle sue poesie sono strettamente legati all'anima. Questa trasformazione di Christian Fior sul piano del lavoro si percepisce anche nelle sue poesie? Quando lei si rilegge, no, dalla prima poesia all'ultima, si riconosce sempre? No, diciamo che io quando scrivo prendo dei punti di riferimento, magari non so, un sorriso, che sembra una cosa banale, però quando ti incontri uno per strada, ti sorride, ti saluta, quelli è già una mezza poesia secondo il mio punto di vista. Io solo dopo con le parole cerco di dare il significato effettivo di quel momento. Infatti la maggior parte delle mie poesie sono su persone che ho conosciuto, persone con cui vivo e il mio stato d'animo, però mai legato al lavoro, perché se dovessi scrivere sul lavoro diciamo che diventerebbe un po' fredde, perché porterei dentro dei momenti che magari non vanno bene per certi tipi di libri. Lei ha l'orgoglio di essersi fatto da solo? Sì, ho avuto la fortuna di partire da sotto zero, soprattutto in letteratura, perché io non sono né professore né letterato, niente, io sono un semplice operaio. Per cui vedere ogni tanto che mi chiamano, mi cercano, mi dà soddisfazione e orgoglio, perché vuol dire che ho fatto qualcosa di buono. E quando fai qualcosa di buono valorizzi anche la persona.
Qua, dalle nostre parti nel Veneto, c'è una figura di riferimento che si chiama Ferruccio Brugnaro, che è stato il poeta operaio di Porto Marghera, ancora è insomma, il poeta operaio. La voglia di mettere in poesia invece il mondo del lavoro lei non ce l'ha? Diciamo che per adesso no, io preferisco sui sentimenti perché è la cosa che sento più vicina, più calda in questo momento per me. Io ogni tanto scrivo magari qualcosa, però diciamo che il lavoro lo tengo fuori, perché devo riuscire a dividere le due cose, il lavoro e quello che scrivo, perché se iniziano a contrastarsi dopo non scrivo più, perché i pensieri dopo tornano al lavoro, dici precario, questo e quell'altro, e non va bene così. Mi ha colpito leggendo i risvolti di copertina in riferimento ai suoi genitori, che lei dice non si sono arresi mai ed erano ricchi di sogni. Noi in Friuli nel 76 abbiamo avuto il terremoto, scusa se mi emoziona ma è così. I miei avevano già 5 figli e sono dovuti ripartire da zero. Non hanno avuto aiuti dalla regione né ai comuni da quella volta, abbiamo avuto aiuti dalla Germania perché mio papà ha fatto anni in Germania e ci hanno aiutato loro dandoci la prima roulotte e ci hanno sempre insegnato a lottare. E forse lì ho preso tanto da loro, non mi sono mai arreso. Cioè, anche se perdo un lavoro dico dai, tiriamoci sulle mani che ci sarà qualcos'altro da fare. Infatti cambio lavoro ogni 3 anni, purtroppo, fra virgolette, però è una cosa che devo fare per stare bene anch'io, perché essere precario e stare a casa non è nella mia indole, diciamo. Nel secondo libro, il secondo libro lei lo dedica alla sua famiglia. Sì, e tanto mia moglie e mia figlia sono, diciamo, le pupille dei miei occhi. Loro, quando hanno avuto problemi grossi, mi sono stati vicino, vuol dire tanto. La famiglia per me è tutto. Nel momento, lei ha appena detto quando ha avuto problemi, cosa le hanno detto quando ha perso il lavoro? Boh, mia moglie mi fa, boh, tanto sei una persona che si sa arrangiare, troverai qualcos'altro da fare. E mia figlia mi ha solo abbracciato. Che tipo tanto vedo che si emoziona, per stemperare un po' il clima, che tipo di poeta è lei? Vale a dire, scrive di getto, è una persona che medita e poi improvvisamente scrive? No, io scrivo tanto di getto, anche di sera, magari dormo, magari mi sveglio così e ho sempre un foglio, una penna, oppure vado sotto in cucina, butto giù quelle 4 righe che dopo magari sviluppo durante la giornata, però diciamo è sempre di getto, dopo correggo magari una virgola, un accento, una parola che magari non andava bene prima, uso un sinonimo, per cui sì, mi aiuta tantissimo scrivere sul momento, se no dimentico. Magari ho una buona idea e dopo non ho tempo, dopo mi va fuori dalla mente. Ha notato se c'è una situazione o un momento della giornata più creativo di altri per lei, quando le scappa di più da scrivere? No, è il momento. È come per adesso, magari vado fuori, butto giù 2 righe per il momento che ho vissuto qua dentro. Sì, è sul momento. Mi pare superfluo chiederle se scrive con la matita, la penna o il computer. Mi pare indiscutibilmente con qualcosa in mano, insomma. Diciamo che io scrivo tanto a penna. Io ho un armadietto che mia moglie ogni tanto si arrabbia. No, matita, a penna. A penna. Ho un armadietto che è dentro tutti i miei quaderni, tutti i libri di poesie e sono segnati anche quando lo scrivo, cioè il giorno, la data. Io vedendo la data mi ricordo il momento esatto perché l'ho scritta. Parlato tanto di poesie, però ne scelga almeno una, ce ne faccia ascoltare una, quella che lei gradisce di più. Guarda, adesso ti potrei leggere questa qua, vediamo. Veramente sarebbero 2. Va bene, dai, ce la facciamo, abbiamo ancora un paio di minuti, 2 ce la facciamo, su via. Questa qua è intitolata Tempo prezioso. Taci tu, che di me non sai niente, passi veloce senza farti notare, spiri la mia vita dandole un tempo infinito che infinito non ha niente. Taci tu, che mi fai notare coi prime rughe e i capelli bianchi, la mia schiena ricurva, le mie mani ruvide e gli occhi mai stanchi, li vedo i miei genitori invecchiati per colpa del tempo, mentre il tempo passa anche per me.
Taci tu, il tuo nome è il tempo, mi fai vivere questa vita in un secondo. Sì, ormai oggi è già ieri, domani è già oggi, così scandisci ogni mio giorno. Taci, solo il destino decide la mia vita. Mentre il tempo passa e non torna più indietro, il giorno più bello è sempre quello di ieri. Tempo, non ti fermare mai, perché senza te la mia vita finirebbe in un silenzio senza fine. Taci, ma non ti fermare mai. E la seconda qual è che voleva leggere? Eclissi, è sempre su questo, eclissi d'amore. Dai, su via. Un po' di soddisfazione alla sua poesia. Tu sei un'eclissi d'amore, ogni qualvolta tu mi stai a 2 passi dal mio cuore. Tu non sei un'eclissi solare, ma un'eclissi lunare. I sogni più belli si fanno la notte quando stringi forte a te l'anima che ti regala il suo respiro, il suo caldo mentre ti viene vicino. Non si può rinunciare a una notte d'amore aspettando un'eclissi di sole. Io ti amo dal momento che ti ho incontrata, tu sei sempre stata a 2 passi dal mio cuore, tu sei la mia eclissi d'amore. Prima di concludere abbiamo visto tra l'altro una foto con Mogol. Che ci faceva? Ho fatto diciamo, un seminario di 2 giorni presso Mogol, alla Via dei Ciclamini. Sono stato diciamo, anche invitato da lui perché io scrivo, sono stato pubblicato 2 volte anche nei suoi libri, e è stato un momento d'orgoglio. È una persona squisita. Fra l'altro questo credo sia il libro che è stato presentato a Torino. Sì, è questo qua. Ecco, questo libro qua, sei sempre stata a 2 passi dal mio cuore, con questo lei è stata 2 volte presente al Salone del Libro. Sì. Grande soddisfazione. Grandissima. Ecco, e stare vicino a Mogol cosa le ha dato? Mogol, la calma, la tranquillità. È una persona che ti rende tranquillo. Non vuole essere fotografato lui, diciamo, però quella volta abbiamo fatto una foto insieme e mi ha fatto anche l'autografo e sono stato veramente contento. Grazie, lo dicevo, una bella persona, oltre a essere un bravo poeta, un poeta operaio, quasi un termine desueto nella nostra società. Lui è Cristian Fior da Tarcento, Friuli, grazie anche per essere arrivato fin qua. Ricordo i suoi 2 libri, Ai confini dell'anima, è stato il primo, edito da Letti, e edito invece da Booksprint, questo che sei sempre stata a 2 passi dal mio cuore. L'ha raggiunto poi? Il cuore, la persona? Sì, è raggiunto. L'ha raggiunto? Sì, è raggiunto. E invece con questo libro è stato ospite 2 volte, lo ricordiamo, al Salone del Libro di Torino. Insomma, credo un passo di grande prestigio per chi parte come il nostro ospite, insomma, da basi umili, però riesce a crescere e a regalarci emozioni. Grazie a voi, alla prossima e buon lavoro. Grazie. Ci si vede.